Monastiera ha salutato la partenza della terza edizione di Ruote nella Storia, non solo un raduno di auto d'epoca, ma anche un'ulteriore occasione per scoprire le bellezze del nostro territorio tra turismo, cultura ed enogastronomia. Sono questi gli ingredienti della giornata che ha visto partecipare una quarantina di equipaggi a bordo di veri e propri gioielli a quattro ruote. Valorizzazione non solo del patrimonio culturale e storico delle auto, ma soprattutto valorizzazione del patrimonio dei nostri bei borghi della provincia trevigiana. Il corteo ha raggiunto uno dei borghi più belli d'Italia, Serravalle a Vittorio Veneto, dove due guide hanno accompagnato gli equipaggi alla scoperta delle sue bellezze. Perché lo scopo è sempre favorire la conoscenza turistica per questi equipaggi che hanno questa doppia opportunità di poter partecipare a un raduno, divertirsi fra di loro, ma anche di vedere dei bei borghi e poi, perché no, di mangiare bene. È anche un'occasione per ripercorrere la nostra storia recente attraverso l'esposizione di queste meravigliose auto che raccontano appunto quello che è stata anche l'evoluzione.